E buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso. Mi scuso per la puntata precedente che purtroppo è uscita male, proprio graficamente, ma è colpa del programma di editing che mi ha un po' scazzato e ho avuto un po' di problemi con il risultato finale. Come avete visto, non me ne sono accorto purtroppo prima di caricarlo, se no avrei aspettato, però ormai è andata. Comunque, per coloro che non hanno visto la puntata, semplicemente abbiamo messo ferro e fuoco la rimanenza di Pergamon, perché se voi vedete Pergamon oramai è composto di 1, 2, 3, 4, 5 città. Noi abbiamo bruciato Edessa, Thapsus, abbiamo bruciato Dura e ci siamo presi Palmira, che ragazzi, roccaforte che ci consente poi di stabilire, di proiettare diciamo il nostro dominio nelle parti più interne della Siria, che è esattamente dove c'è il nostro Pergamon. Tra l'altro qua, come vedete, ho un assembramento di legioni veramente pazzesco, perché ne ho 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi diciamo che questi insediamenti qua oramai li potete considerare romani. Anche questo insediamento, che è l'insediamento di Carana, come vedete qua abbiamo una legione pronta. Tra l'altro questa è la più pronta di tutte, quindi la regione, diciamo l'estrema parte di Pergamon a Carana sarà nostra a brevissimo, già in questa puntata. Mentre invece a nord abbiamo una situazione molto molto di equilibrio. Abbiamo una legione qui in attesa che i norici escano, ma i norici rimangono nelle loro posizioni. Abbiamo inviato una spia, Quintilia Cana, per vedere un po' la zona e tenerli sempre sotto controllo. E poi abbiamo il generale Publio Grazio Prisco, nuova entrata dell'esercito, che sta reclutando le forze per poi andare sul confine e mettere pressione ai norici. Nel tentativo di far uscire i norici verso di lui, lui si ritira e questa legione con Appio Quinto Silano può poi attaccare l'insediamento e distruggere, diciamo, e rubare le risorse, saccheggiarli, eccetera. Allora, una cosa che però devo dirvi è che la situazione dell'impero romano non è messa benissimo, perché è vero che siamo grossi, ma siamo troppo grossi per il numero di legioni che abbiamo. Le legioni tra l'altro sono localizzate solo in alcuni punti, quindi il resto viene completamente affidato ad altri partner, che sono partner romani ovviamente, però di cui diciamo lentamente stiamo perdendo la presa su tutto. E poi non solo, ma intere province addirittura sono poco fornite. Dovrebbero rendere di più, ma ci vogliono i soldi e noi i soldi li stiamo utilizzando completamente per la guerra. Quindi è qualcosa che di difficile organizzazione, quella dell'impero romano, che diciamo è una macchina che funziona ma ha delle problematiche importanti, o comunque potrebbe essere messa in crisi facilmente da delle guerre. E poi vi ricordo che abbiamo ancora il nemico di Rodi, che continua a darci fastidio, oltre che il Pergamon, che ormai, vabbè, ormai Pergamon è a quello che è, però comunque ci tiene occupate tutte queste legioni. Ma non solo, ricordiamoci che poi in un futuro ci sarà la guerra contro i Parti, e i Parti non sono Pergamon, ok? Inoltre, se vi ricordate, Pergamon non è ancora sconfitto, perché ha anche questa parte a nord che potrebbe darci problemi. E in un futuro, oltre la guerra contro i Parti, ci sarà anche sicuramente la guerra contro i Suebi e contro i popoli del nord, che adesso sono nostri alleati, ma che in un futuro purtroppo dovrò attaccare, come per esempio i Cimbri, per prenderci tutta la provincia belgica e della Germania Minor. Quindi insomma, sì, siamo grossi, sì, siamo forti, ma non siamo così tanto equipaggiati come ci piacerebbe credere. Però ragazzi, fa parte del gioco, è la conquista totale di Roma e lo faremo. Cioè lo faremo, piano piano andremo nelle varie zone. Questi fronti qua, anche se si stanno un po' accendendo, queste parti qui, però sembrano essere abbastanza sotto controllo, anche se non controllo direttamente tutte le regioni, però non c'è queste grandi problematiche per ora non ci sono. L'unica forse che mi interessa veramente è questa, che rimanga sotto il mio controllo, perché ci fa da blocco, diciamo, dei Suebi, soprattutto quando partirà la guerra con i Suebi.
ci consente di controllare questo nodo qui che è importantissimo, che è l'insegnamento di Sigindum, che è importantissimo per la tenuta di tutto questo blocco. E insomma, allora, diciamo che siamo messi bene ma non benissimo. Comunque per ora proseguiamo. Abbiamo scampato tra l'altro nello scorso episodio anche una scissione interna del mondo romano, e vediamo se riusciamo anche in questi turni a farcela. Come vedete a Palmira mi ero dimenticato purtroppo di abbattere le costruzioni, quindi adesso devo perdere un turno per decostruirla. Abbiamo tanti soldi derivanti dai proventi dei saccheggi che dobbiamo utilizzare e investire al meglio. Sicuramente voglio andare a rinforzare questa zona, perciò andremo a fare allora qui, perché ci dà più ordine pubblico in tutte le province, quindi questo è fondamentale da fare. E poi un'altra cosa che mi piacerebbe fare, l'avevo visto prima, ecco qua, questo portarlo a cittadina di questo rango, in modo tale che in questa zona qui, che è abbastanza ampia, le truppe riescano a diciamo recuperare uomini, perché ora come ora la regione di Antiochia non è messa proprio benissimo. E ora direi che completiamo l'opera andando ad attaccare Carana, in modo tale da portare l'impero romano fino a questi confini. Qui non la vado neanche a giocare, onestamente. Mi sembra... mi faranno fuori sicuramente la cavalleria. No, la devo andare a giocare, perché sennò mi fanno fuori la cavalleria. Allora la gioco, ma vabbè, probabilmente non ve la faccio vedere. Comunque stavo dicendo, l'impero romano lo porto fino a questi estremi confini. Dopodiché ci fermiamo con questa legione, li facciamo riposare, recuperiamo, eccetera. Affido molto di questa battaglia all'artiglieria, perché credo che l'artiglieria possa fare dei danni notevoli. Attendiamo delle... ok, un asciutto. Dicevo, qui l'artiglieria può sicuramente fare dei danni notevoli e ci eviterà di perdere uomini il più possibile. Ora ovviamente, se non vedete la partita è perché ve l'ho saltata. Se invece siamo rimasti, andiamo a disporre le truppe. Allora, purtroppo qua siamo in discesa, quindi ci toccherà almeno avanzare fino a qui. Questo è un bel problema. Altrimenti, vediamo se posso avere più campo libero. Tipo qua non sarebbe male come campo libero. Qui allora procediamo da qua, che mi sembra di avere più tiro libero. Mettiamo tutte le nostre artiglierie. No, le disponiamo in questo modo, le artiglierie. Ok, poi gli diamo protezione, quindi gli mettiamo dietro questi, che sono i più forti che abbiamo. Ai lati gli mettiamo questi, perché l'idea è proprio quella di non attaccare. Questi sarà la prima guardia, il primo scontro che si arriverà, che insomma quelli che impatteranno con i primi, e li mettiamo qui dentro in questi campi. E la cavalleria, che prevedo di non usare, la mettiamo di lato. Dietro ci mettiamo il generale. Che cosa mi sono perso? Ah, loro che sono molto importanti. Li mettiamo qua a fare questa guardia qua. Va bene, iniziamo la battaglia. Prendiamo le nostre artiglierie, gli diamo di frenarsi e vediamo un attimo il nemico cosa ci presenta. Ok, sembrerebbe che vogliono rimanere dietro queste strutture. Adesso stanno avanzando piano piano e noi siamo qui per accoglierli. Di qui non vedo nessuno, magari sarebbe il caso di portare là una cavalleria. Allora iniziamo a spostarci con la cavalleria, ma giusto per vedere dove sta il nemico. Il generale lo spostiamo di qua invece, che mi può dare una mano. Andiamo avanti veloci. Ok, eccoli qua. Allora, questo è un ottimo punto per bersagliarli. Partiamo, eccoli qua, subito la prima salva.
Subito la prima salva. Qua purtroppo c'è questa parete che dà un po' di fastidio. Voi aspettate un attimo. Fate bersagliare a questi. Ok, c'è anche un gruppo di arcieri, ma fa nulla. Andiamo indietro. Anzi, spostiamoci leggermente su. Ok, qui vedo gli arcieri. Direi che secondo me la cavalleria può andare a prendere facilmente questi arcieri isolati. Intanto qua continuiamo a tempestarli di pietre con gli scorpioni. Allora, se riesco mando il generale a prendere questi arcieri qua, che sono pochi. Bella, devo dire che mi sta piacendo questa battaglia, devo dire. Peccato che se riesco ad anticiparli, ma dubito. Vediamo. Se riesco ad anticipare loro e riesco ad arrivare dal dietro a prenderli, è proprio un bel colpo. Intanto, ecco qua, un po' di danni li abbiamo fatti, comunque, con gli scorpioni. Attenzioni che avanzano. Ok. Questi bersagliati iniziano a dare problemi di tenuta. Mamma mia che colpo incredibile. Ok, la cavalleria è passata. Mamma mia che colpo incredibile di questa artiglieria qua. Mamma mia. Lampeggiano. Ancora. Guardate che colpi. Guardate che... Vabbè, questa battaglia ve la faccio vedere. Mamma mia che colpi, signori. Romani, mettetevi a testuggine. Arrivano i primi colpi da parte dell'esercito nemico. No, voi no. Voi, anzi, premete su questi. Ok, cavalleria è arrivata. La cavalleria è arrivata, sta facendo strage. Ok, ottimo. Continuate a colpire. Apritevi adesso. Ok. Voi su questi, grazie. Non colpite i nostri, per favore. Ok. Perfetto. Ottimo, ottimo. Questo doppio andare e rivieni è stato veramente eccezionale. Ok. Qua, tirate su questi, per favore. Che se mi fate una bella tirata, tirate tutta la striscia. Ottimo, sono andati. Allora fermi. Fermi. Andate a prendere questi insieme alla cavalleria del generale. Ok, qua ormai il danno è fatto. Spostiamoci leggermente in avanti, in modo tale da spostarci un po' tutti, perché tanto rimanere qua dietro non ha senso. Ok, bene. Cavalleria del generale che intercetta. Ottimo. Andiamo a far fuori ancora questi arcieri. Ok. Dopodiché concentreremo le nostre armi, la nostra artiglieria contro di loro. Ragazzi, però dovete... Ah no, aspettate. Non riesco a capire dove siano questi. Ah, qua. Va bene. Ok, paninozzo. Attenzione. Non andiamo troppo contro gli arcieri. Ok, torniamo indietro. Voi gli fate da difesa, casomai, ma... Via col generale. Sfiliamo da davanti. Ok. Campo libero per l'artiglieria. Bello, dovrebbe essere tutte così le battaglie di round 2, ragazzi. Dove si prendono delle posizioni, si mantengono, si tenta l'attacco, così dovrebbero essere. Ok. Tirate addosso al generale. Voi tirate addosso a questi. Ok, qui sono ancora gli arcieri che tenteranno probabilmente di tirare contro le nostre aquile, ma noi paura non ne abbiamo. Vedete che arrivano le frecce contro le nostre aquile, ma fa nulla. Adesso attiriamo un attimo il fuoco nemico finché non avanziamo. Attenzione qua, Beh, il generale è stato abbastanza colpito, direi. Andiamo avanti con la cavalleria adesso. Mi vogliono un 1 contro 1. Va bene, lo avranno. Ok, continuiamo a tirare Pilum. Ok, qualcheduno sta iniziando a finire munizioni. Ok, loro hanno finito tutte le munizioni praticamente.
Anche loro in realtà il tiro. Ok, possiamo anche uscire al combattimento corpo a corpo. Qua aspettiamo gli scorpioni che tirino. Dai ragazzi, però tirate. Qui corpo a corpo. Qui ci siamo andati a prendere i nostri arcieri. Quindi loro adesso sono senza tiro dalla lunga distanza. E poi con la cavalleria andiamo a aiutare loro. Bene, il generale lampeggia dai colpi che ha preso. Ottimo. Questi hanno finito le munizioni, si ritirano e quindi si può andare all'attacco. Ok, generale in difficoltà, evidente. Andiamo a aiutare loro. Una bella carica dal dietro. Generale in difficoltà, evidente. Portiamo avanti gli altri. Dai ragazzi, però tirate. So che non siete tanti a manovrare, però tirate perché ce n'è bisogno. Continuate a tirare pietre su pietre. Qui cercano lo scontro uno contro uno. Intanto, guardate qua, lampeggiano, ottimo. Continuate a massacrarli. Voi andate qua. Voi ritiratevi, non avete più nulla da dire. Ok, scontro. Voi serrate i ranghi e colpite. Qua, sempre sull'unità del generale che avete campo libero. Voi portatevi qua dietro, se no vi tirano il sassaiate in faccia. E signori, direi che ci siamo. Qui lampeggiano, ma penso di averli fatti. Speriamo. Facciamo anche, abbattiamo anche il morale loro. Ok, perfetto, se ne sono andati, ottimo. Portiamo la nostra fanteria dietro. Ok, fermiamo le nostre macchine d'assedio. E adesso cerchiamo di far collassare il più velocemente possibile il fronte nemico, perché di combatterlo a noi non interessa, in quanto non dobbiamo fare esperienza, ma è un insediamento, quindi dobbiamo far sì che crollino tutti uno dietro l'altro. Ok, perfetto, battaglia vinta. Vediamo quante perdite abbiamo fatto. Dai, mi è piaciuta, bella questa qua, con il posizionamento eccetera, bella. 52 perdite, buono. Buono. L'unità che ha fatto più kill è stata questa, signori. Unità d'artiglieria. Ma quando è il campo libero, aperto così, tirare di artiglieria è un piacere. Buonissimo. Andiamo a conquistare l'insediamento. Andiamolo al suolo. E per ora questa legione si ferma assolutamente qui. Allora, andiamo a sistemare la struttura. Sì, facciamo una cava e questo lo faremo il prossimo episodio. Perfetto. La nostra spia ha fatto quello che doveva fare, quindi se ne può tornare. E direi che può andare anche a controllare questo insediamento qua, questa zona qui. Però vedete, ormai veramente Pergamon è una regione completamente allo sbando. Cioè non c'è più un'autorità, non c'è più un esercito. Cioè, sono rimasti purtroppo solo i villaggini senza possibilità di difesa. E sapete come funziona, ma Roma non tollera le ribellioni, non tollera le guerre contro di lei, ovviamente, quindi è andata così. Intanto la flotta romana forse già in questo turno può risalire. No, non ancora. La flotta, la Sisterza deve attendere per forza i rinforzi. Per forza. Terminiamo un attimo il turno. Quello che tanto che dovevamo fare l'abbiamo fatto. E vediamo un attimo. Ok, Rodi non si rassegna alla guerra.
Questo Kush che continua a spingere potrebbe essere un problema poi in futuro, però per ora. Ok, ok. Agente d'incognito scoperto? Mm. Ok, tentativo di furto, va bene. Diserzione, banditismo. Nuova nascita. Grado aumentato della spia. Ok, lei, va bene. E gli annali di famiglia che non ho letto. Ma adesso li leggiamo un attimo se è qualcosa di interessante. Vediamo cosa posso dargli a questa spia. Astuzia. Oh, ma più 10 probabilità di ferire agenti nemici per autodifesa mi piace. E poi gli diamo anche brucia munizioni, decisamente. E poi cosa possiamo dargli? Questo è interessante. Oppure no, diamogli sabotaggio degli eserciti nemici. E vabbè, a questo punto io gli darei anche... Questa è... No, spia non mi interessa. Questo è il campo visivo, non mi interessa. E sblocca uccidi a questo punto. Facciamo più cattiva questa spia qua. Allora, fatemi vedere una cosa. Annali di famiglia. Ok. In seguito alla morte di un membro della famiglia, questo personaggio fa voto di onorare la sua memoria ogni giorno, pregando, celebrando i rituali mattutini. Quindi più zelo. Va bene. Ah, vabbè, di questo generale qua. Va bene. Andiamo a potenziarlo. Che possiamo farlo. E sempre in, sì, in marcia forzata, va bene. E posso potenziarlo ancora. Ma sì, potenziamolo, dai. Diamogli un po' di roba. Allora, se lo merita. Allora, qui siamo sempre nelle solita situazione. Ma c'ho troppi costi, ragazzi. Cioè, veramente troppe cose da fare. Troppe, troppe, troppe. Allora, colonia romana, io direi acquedotto, suburbia. Anche qui lo facciamo diventare una roba militare. Così ci tiene un po' questa zona, perché l'idea è fare queste due roccaforti, Palmira e Gerusalemme, che dovrebbero un po' delimitare tutta questa zona. E qui poter fare invece tutte robe più semplici, più campi, quelle cose lì. Andiamo a potenziare anche questo. E ok, qui ci sarebbe il mondo da fare. Vabbè, lo facciamo, ma diciamo che insomma non è proprio il massimo. Qui non siamo ancora in fase di rientro, di recupero di truppe. Va bene. Cioè va bene no, però cosa bisogna farci? Niente. Qui a Carana andiamo a potenziare ancora. Io farei onestamente militare no. Io farei una villa o cava l'abbiamo già fatta. Facciamo villa, dai. Facciamo una villa. E va bene così per ora. Non voglio troppo potenziarlo. Ok. Bene. Vorrei però potenziare quelle interne. Quelle interne sì, perché necessitano Antiochia, ok qua. Cioè preferisco potenziare le regioni interne che le regioni esterne, ovviamente. Allora, qui dura. Eccolo qua, l'ultimo baluardo, ma veramente ormai si stanno buttando probabilmente nel lago perché non hanno più speranze. Io direi che qui l'unica cosa che possiamo fare è attaccare la città. Attacchiamo l'insediamento. Lo andiamo a modalità protezione a conquistare. Terra fondamentale perché ci prende la parte bassa del fiume. Quindi fa anche da tappo eventualmente per chi volesse passare di qua. Lo andiamo a occupare radendolo al suolo. Ok, quindi si è presi tutta questa zona. Mamma mia ragazzi, vedete, è fondamentale perché controlliamo con la città questo ponte. Quindi se tu vuoi passare di qui, diciamo nella parte bassa, devi per forza passare sotto il controllo di Dura. E quindi viene da sé che sei fregato.
Allora, in virtù di questo dovremmo fare qualche roba a livello, come si dice, a livello militare anche qua, Magari ci facciamo dei campi ausiliari e qua gli buttiamo dentro qualcos'altro. Mi piacerebbe fare un tempio, però anche magari un foro. Un foro pubblico non sarebbe, dai, facciamo un foro pubblico. Qua allora ci facciamo una struttura del genere, che sarà la parte ausiliaria, così dà un po' più di difesa alla città. E poi va bene, una villa. Bella, mi piace, guardate Roma quanto si è veramente ingrandita. Cioè già solo da pochi episodi fa, come potete vedere, guardate, confine veramente enorme. E adesso il prossimo obiettivo è conquistare questi due villaggi. E quindi Roma si espanderà ancora di più. Ancora di più. Ok, adesso le truppe c'è il reintegro. Fatemi vedere. Qui no, però qui c'è. Non so perché questa cosa, scusate, non è la stessa regione. È la stessa regione qua. Perché qui non c'è e qui c'è? Boh, forse perché è sulla strada, ma non penso che Round 2 sia fatto così bene, però niente, dai, andiamo a conquistarci la città di Edessa, che è situata in una posizione ottima per il controllo della zona. Allora, fatemi vedere la risoluzione automatica cosa ci dà. 89, direi che 89 è buono, anche perché adesso devo solo occupare la zona e ho tutto il tempo di riposarmi in vista della prossima guerra. E anzi, una legione probabilmente andrà a nord, perché sopra siamo messi male. Radiamo solo la città e la andiamo a occupare. Guardate Roma come veramente si espande completamente. Questa cittadina ormai isolata. Isolata davvero. Poracci. Ah, abbiamo recuperato il filo. Ottimo. Allora, Tapsux fa parte di Antiochia. Fa parte di Antiochia. Io potrei effettivamente entrare in città, razziarla. Tanto il controllo rimane sotto Antiochia. Poi tra l'altro mi scende anche, mi aumenta anche l'ordine fra 4 turni. Potrei tentarla così. Ed essa fa parte di quale complesso? Ed essa, scusate, ho sbagliato. Ed essa fa parte di quarte... Ah, è da sola. Con Atra. Quindi queste due qua, però Atra sarà l'ultima che prenderò. Sarà l'ultima che prenderò. Qui abbiamo la legione che è a Tiros, la portiamo, io direi la portiamo a Gerusalemme. In modo tale da avere della serie occhio a cosa fate, ragazzi, perché ci sono le legioni anche qua. Il controllo di Roma arriva ovunque. Quindi la portiamo, sì, la portiamo qui, va bene. E la mettiamo in modalità... No, nessuna modalità, non posso farla. Magari la mettiamo in modalità marcia forzata, allora. Che ci toglie un po' di banditismo. Serve? Fatemi vedere. Bah, no, non serve. La lasciamo così. Però in modalità, non mi ricordo, in marcia forzata abbasso il mantenimento. Sì, meno 5. Allora facciamo così. È vulnerabile, ma fa nulla, tanto abbiamo una città che ci protegge. Qua bisogna capire cosa fare. Qua bisogna capire cosa fare. A Tapkus magari ci metto... No, c'è già il tempio qua, in realtà. Vediamo un attimo. Attacchiamola intanto, perché non possiamo lasciarla territorio nemico in mezzo ai territori di Roma. Vabbè, la presa è anche facile. Cerchiamo di limitare i danni il più possibile. Cade un'altra città di Pergamon. Ormai Pergamon veramente distrutto. Allora, mi piacerebbe fare razzia. Dai, facciamo razzia. Un sacco di oro per Roma. Perfetto, però ovviamente le strutture sono quello che sono. Andiamo a sostituirle. Vediamo quanto è peggiorato. Meno 54 l'ordine pubblico, va bene. Ma adesso lo andiamo a ristabilire. Andiamo a fare 3 hours later. Allora, diciamo che in questa regione non ho
puntato moltissimo al commerciale, quindi rimaniamo sull'agricola, dai. Sull'agricola, e qui facciamo, sarebbe interessante fare questo perché ci dà meno 12 al banditismo, wow, e ci dà qualcosina in più sul reintegro. Va bene, dai, le andiamo a fare. E tu, caro mio, niente, perché anzi ti smantello. Però io smantellerei anche questa, a dir la verità, perché mi costa troppo. Mi costa troppo. Facciamo così e siamo belli tranquilli. Qui nel porto invece lo potremmo fare militare. Meno 4% ai costi di costruzione non sarebbe male. Oppure più costi derivanti agricoltura e commercio. Va bene, dai, agricoltura e commercio, anche se non era quello il focus. E va bene così, siamo a meno 54, però abbiamo veramente tante legioni di supporto che possono eventualmente cioè, aiutarci a darci una mano, ecco. Qui siamo ben 2 legioni, quindi io ne sposterei perché mi sembra veramente eccessivo. Ok, qualcosina di più al mantenimento. Tu che sei dura, ti potrei dare qualcosa sulla difesa. Vediamo se c'è qualcosa sulla difesa. Vediamo se c'è qualcosa sulla difesa, ma mi sembra che questo è tutto l'attacco. Più ordine pubblico, banditismo, gravitas. Vabbè, allora diamogli... Sono indeciso tra autorità e imboscata. Dai, in questo caso diamogli autorità a questo generale. E poi c'è questa... Sì, a questa legione... sì, scusate, questo generale. E poi gli diamo capacità di movimento, che è fondamentale. Allora, la legione che ha preso Palmira adesso si sposta e se ne va in questa direzione, verso Sinope. Sarà un lungo viaggio, però lo deve fare. Bene, abbiamo lasciato Palmira, benissimo, a 0, crescita 0, ottimo. Va bene. Perché l'idea è che loro partano, arrivano a Sinope e questa legione, una volta che loro sono arrivati, si sposti verso di qua e poi vediamo se farla confluire a nord oppure no. Facciamo un cambio legione. Van fatto, ragazzi, questi passaggi qua. Perché io devo assolutamente portare le truppe a nord, perché quelle sono troppo poche per mantenere tutto il confine. Visto che ormai la guerra contro Pergamon è, penso io, ridotta ai minimi termini. Come vedete ormai è pericoloso solo questa zona. Qui è completamente allo sbando più totale. Guardate quanto è bello l'impero romano, che finalmente ha preso anche la parte più ad est. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Allora, qui abbiamo sempre i nostri nemici. Per ora Rodi li lasciamo nel loro brodo. Anzi, io proverei con Rodi a fare un accordo. Gli dico basta pace, perché tanto non ha più senso. Vedete che ci dà moderata. Ci rifiuta ancora. Guarda, sono anche disposto a offrirti dei soldi. No. Vabbè, non è ancora tempo. Intanto la nostra flotta si sposta. No, aspetta. Vieni qua. Ok. Così recuperano un po'. E poi dopo li mando qua. Tanto non ha senso farli viaggiare ancora per troppo tempo. Cioè, scusate, non ha senso spostarli a metà, tanto non servirebbero a nulla. Nella difesa della nostra flotta, nella difesa della città. Ok, allora, poi, altra cosa, io dovrei rinforzare anche questa legione, ma d'altronde non si può fare tutto. Questa la spostiamo, anzi, qua dove c'è il crocevia, e gli diamo una fortificata. No, però fortificata poi farebbe fatica a scappare. No, gli diamo nessuna, in modo tale che loro siano un po' ingolositi ad andare
Qua, anzi, quasi quasi gliela metterei qui, guarda. Quasi quasi gliela metterei qui. Loro fin dove possono arrivare, fatemi vedere. Non me lo dice. Allora, la rischio mettendo qui la legione. Non so fin dove possono arrivare loro. Allora, facciamo così. La rischio mettendo qui la legione, ma provo a sabotare l'esercito. Proviamo. Niente, non siamo riusciti. Allora, dai, proviamo. Lo tengo lì. Vediamo come reagiscono loro. Vediamo se è una cavolata oppure no. Oppure li faccio tornare indietro e faccio altro reclutamento. Dai, facciamo così, va. Mi mantengo comunque sul confine, perché secondo me anche reclutandoli in faccia, secondo me un po' li indispettisce. Allora io direi, vediamoci i corazzati. E va bene così. Ah, che vado a perdere 1000 di denaro. Ci muovono guerra. Ci muovono guerra. Ci muovono guerra. Scappiamo, non abbiamo assolutamente i numeri. Cerchiamo di salvare un po', vabbè, un po' troppo, la fuga. Cioè, queste robe qua veramente mi fanno... Ma guarda dove va, ma guarda dove va, dove va? Stopping for now. Qua ci fanno la città. Potremmo andare a combatterla. Perché comunque le truppe ce le abbiamo, Le truppe ce le abbiamo. Allora, signori, facciamo così. Adesso fare un combattimento e farvelo vedere è un po' troppo lunga. Noi ci vediamo al prossimo episodio con questo assalto a Odessos da parte di Pergamo, che finalmente si è svegliata dal punto di vista marittimo. Cercherà di assaltare questo insediamento e noi lo difenderemo. Se ovviamente non sarà una bella partita non ve la faccio vedere, se invece lo sarà vedrete su questi schermi. Io vi ringrazio di essere rimasti con me, mi raccomando ragazzi, supportate la serie, perché ovviamente adesso il periodo estivo c'è un po' un calo, però io vi chiedo di ricordarvi di mettere mi piace ogni volta che guardate queste puntate e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.